Da un po' di settimane è partito il servizio della vaccinazione anche all'interno delle farmacie del quartiere del Piave. Siamo a Pieve di Soligo, alla farmacia Schiratti. Dottor Schiratti, ci spieghi come funziona questo sistema? Questo è un sistema vaccinale che è gestito dall'ULSS praticamente, e ci ha dato la possibilità per la prima volta noi farmacisti, avendo fatto un corso con l'Istituto Superiore della Sanità, di poter vaccinare per il Covid e velocizzare questo processo che è un po' a rilento ultimamente. A livello organizzativo in farmacia verranno fatti due tipi di vaccini, il Moderna e il Johnson. Nella mia farmacia noi abbiamo scelto di fare soltanto il Moderna perché a livello organizzativo è più pratico per noi, in quanto quando ci arriva il vaccino abbiamo la necessità di metterlo in frigo immediatamente e di organizzare la sede vaccinale, perché una dose del vaccino ci permette di fare 10 iniezioni alle persone, però queste 10 iniezioni devono essere fatte in un periodo massimo di 6 ore. E quindi, avendo soltanto un tipo di vaccino, per me è più facile incasellare e organizzare la parte di vaccinazione. Per adesso siamo già arrivati a chiudere fino all'8 di agosto le giornate vaccinali, che sono praticamente mezza giornata, sempre 6 ore massimo, con all'interno 10 persone per ogni giornata vaccinale. La risposta è stata molto alta, abbiamo avuto tante richieste sia di persone del territorio qua vicino limitrofe, ma anche persone anche distanti, da Conegliano, da altre parti, perché non ci sono tantissime farmacie nel quartiere del Piave che fanno questo servizio. Che io sappia, fino adesso siamo in 15 strutture che fanno questo servizio della farmacia. Il richiamo del vaccino Moderna si aggira circa sui 28 giorni, quindi noi adesso stiamo prendendo gli appuntamenti, come ho detto prima, siamo arrivati all'8 di agosto, ci fermeremo per permettere dopo di poter fare il richiamo, in quanto ci vengono consentite soltanto 30 dosi vaccinali alla settimana. Assolutamente un servizio importantissimo da parte dell'amministrazione comunale. Io ringrazio il dottor Schiratti per questa disponibilità e per questo servizio assolutamente gratuito che rende ai pievigini e non solo ai pievigini. Da parte mia rivolgo un appello alla vaccinazione, invito i giovani a vaccinarsi. Gli ultimi casi, i casi Covid più recenti, mostrano persone abbastanza giovani, quindi l'invito è a vaccinarsi, perché solo grazie al vaccino usciremo da questa situazione.